È iniziato il processo a carico di Alberto e Riccardo Ongaro, i due fratelli di 24 e 21 anni finiti al centro del caso Mefedrone. Il loro legale, l'avvocato Francesco Murgia, ha ripresentato la richiesta di patteggiamento a 3 anni, 2 mesi e 20 giorni e il giudice Leonardo Bianco si è riservato la decisione al termine dell'istruttoria dibattimentale. Il legale ha anche chiesto che venga effettuata una perizia sulle sostanze poste sotto sequestro dalla squadra mobile di Treviso. Credo che il processo abbia cominciato a entrare nel vivo, vi sono state alcune questioni relative alla necessità di fare oggetto di perizia il materiale che via via era stato sequestrato e valutato dal laboratorio di analisi di Mestre. Noi riteniamo che questa perizia possa giovare a capire esattamente di che cosa si sta parlando, perché un tema fondamentale è la distinzione tra l'immoralità e l'illiceità penale. Noi riteniamo che molti dei fatti addebitati ai nostri assistiti siano forse, ma non sta a noi dirlo, moralmente non encomiabili, ma certamente non illeciti dal punto di vista penale. Secondo la procura, i fratelli Ongaro sono considerati il vertice di un'organizzazione che si sarebbe arricchita spacciando tra i giovani trevigiani questo nuovo tipo di droga sintetica. Dall'autunno 2009 al dicembre 2010 avrebbero importato dall'estero significative quantità di mefedrone, ma non solo. Stando al capo di imputazione, avevano a disposizione la JHV-018, un analgesico chimico utilizzato come principio attivo in alcuni dei principali sostituti sintetici della cannabis, e l'MDPV, una sostanza psicoattiva con proprietà stimolanti che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e di dopamina. In pratica una nuova droga di sintesi. Il processo è stato aggiornato al prossimo 24 giugno.